Siamo in piena atmosfera natalizia, siamo al centro commerciale I Portali San Giovanni La Punta di Catania. La cosa più bella è che tra poco andremo in studio perché inizierà la puntata di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, una puntata in diretta appunto dal centro commerciale I Portali. Prima di andare in sigla, quindi prima che io possa raggiungere lo studio che è vicinissimo dalla piazza centrale dei Portali, sono qui con Salvo Campo, lo scenografo di questa nuova avventura di penalty dal centro commerciale I Portali. Dacci qualche anticipazione, anche se tra poco chiaramente i nostri telespettatori vedranno dal vivo quello che è successo. Allora, non sveliamo molto perché è bello appunto scoprirlo al momento della diretta. Diciamo che abbiamo utilizzato dei colori poco usuali per quello che sono quelli utilizzati solitamente per i programmi sportivi e televisivi, è una scenografia molto lineare e pulita, quindi andiamola a scoprire insieme. Perfetto, allora detto bene Salvo, andiamola a scoprire insieme. Noi ci avviamo verso lo studio principale di penalty di Video Mediterraneo. Diciamo soltanto che è stata un'esperienza sin qui straordinaria, perché dietro questa straordinaria operazione c'è il lavoro di tanti tecnici, anzi voglio subito ringraziare i due responsabili tecnici di Video Mediterraneo di Modica, ovvero Salvo Militello e Peppina Voglio, che hanno fatto un lavoro straordinario, così come hanno fatto un lavoro bellissimo tutti i ragazzi che compongono la redazione di penalty. Quindi a questo punto che dico, chiudo qui il collegamento, ci vediamo tra poco dopo la sigla. Eccoci qui amici sportivi di Video Mediterraneo con una nuova puntata di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi una veste totalmente rinnovata, siamo in diretta dal centro commerciale I Portali che si trova a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, e da qui che parte il segnale di questa nuova puntata di penalty che racconta attraverso i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti, tutto il calcio dilettantistico. Andiamo subito pian pianino a scoprire sia gli ospiti ma soprattutto la scenografia realizzata dal nostro Salvo Campo. Il primo che vado subito a salutare in postazione, vedo tutta completamente rinnovata, il nostro Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori dalla nostra nuova location. Perfetto, infatti. Tra l'altro ti hanno veramente sistemato ad hoc, non puoi lamentarti. No, devo dire che Salvo Campo ha avuto un occhio di riguardo per i commentatori. Perché le altre volte questa era un po', postazione è veramente bellissima. Siamo quindi contenti, siamo contenti. Tutta la scenografia in realtà la scenografia è veramente graziosa. Infatti. E vado subito anche a salutare la mia splendida penaltina che anche questa settimana è la nostra Federica Di Benedetto, che salutiamo, bianconera per l'occasione, ma non, non per un tifo particolare. Assolutamente. Ciao Fede. Buonasera e ben ritrovati. Benissimo. E a questo punto allora vado subito a presentare i nostri tre ospiti che accompagneranno questa puntata numero 12 di penalty, vi ricordo in diretta dal parco commerciale I Portali di San Giovanni La Punta in provincia di Catania. Abbiamo subito qui
alla mia sinistra il presidente dell'AIEC sezione di Catania, un nome storico. Siamo contenti perché insomma sei venuto all'inizio della serie e adesso sei ritornato doverosamente ad inizio di questa serie tutta catanese. Il nostro Renato Marletta. Ciao Renato. Grazie per l'invito e complimenti a tutto lo staff per l'organizzazione, soprattutto per la nuova location che ci permette a 5 minuti di essere molto più vicini. Chiaramente non vogliamo deprezzare anche gli amici della provincia di Ragusa e Siracusa che sono stati ultimamente molto vicini a penalty proprio per la vicinanza, ci mancherebbe. Bene, proseguiamo, abbiamo il capitano della squadra Catania San Pio X, Omar Doccula. Eccoti qua. Buonasera. Bellissima situazione sabato, no? Avete fermato un carro armato. Un grande carro armato. Benissimo. Siamo stati tenaci e siamo contenti. Insieme a te l'allenatore che lo scorso anno ha vinto un campionato importante in promozione con lo Sporting Taormina e quest'anno è stata veramente la squadra rivelazione. Marco Coppa, ciao Marco. Salve a tutti, buonasera. Sei contento dell'anno scorso ma sei contento anche di quest'anno? Che dici? Sono contento, continuo ad essere contento dall'anno scorso e questi ragazzi mi danno grandi soddisfazioni. Soprattutto ti seguono in maniera molto determinata, so che la squadra sta giocando un gran calcio, almeno questo lo dicono soprattutto gli addetti ai lavori, quindi bisogna crederci in questa situazione. E poi oggi hai battuto un Giarre importante. Sì, oggi è stata una gran bella vittoria contro un'ottima squadra veramente. Benissimo. Allora, dato che ci siamo e abbiamo rotto gli indugi, siamo pronti per partire, lo facciamo subito dando parola alla nostra Federica che ci leggerà subito i risultati della Serie D, Lega Nazionale Dilettanti. Oggi si è giocata la 18ª giornata e a questo punto vediamo un po' i risultati. Grazie Fede. Aversa Normanna, Palmese 1-0. Cavese Vibonese 2-1. Due Torri, Agropoli 0-0. Gelbison, Reggio Calabria 0-2. Leonfortese, Frattese 2-1. Rende, Marsala 2-0. Roccella, Gragnano 1-1. Sarnese, Città di Scordia 1-0. Vigor Lamezia, Siracusa 1-0. Allora, in classifica, come avete potuto già ben sentire, in poche parole la sconfitta del Siracusa ha pregiudicato il primato alla squadra guidata da Sottil. La Cavese ne ha approfittato subito. Guardiamo a questo punto anche la classifica e lo facciamo insieme a Federica. Cavese 35 punti, Siracusa 33, Frattese 32, Due Torri e Sarnese 28 punti, Reggio Calabria 27, Vibonese e Aversa Normanna 26 punti, Leonfortese 24, Palmese e Gragnano 23 punti, Marsala 22, Noto 21, Rende 19, Agropoli 18 punti, Roccella 16, chiude Gelbison 14, Città di Scordia 11, chiude la classifica il Vigor Lamezia con 10 punti. Allora, a questo punto diamo lettura anche del tabellino della prossima giornata, sarà la 19ª, domenica prossima, domenica 20 dicembre, che concluderà il girone d'andata e poi le squadre ritorneranno in campo per l'Epifania. Questi gli incontri: Agropoli, Aversa, Normanna, Città di Scordia, Roccella, Frattese, Cavese, Gragnano, Leonfortese, Noto, Gelbison, Palmese, Sarnese, Reggio Calabria, Due Torri, Siracusa, Rende, Vigor Lamezia andrà a giocare a Vibo Valencia contro la Vibonese ed infine riposerà il Marsala. Allora, dunque, prima di sentire anche i nostri ospiti su questa giornata che ha visto soccombere la squadra di Sottil, un quadro veloce lo affidiamo naturalmente al nostro Carmelo. Beh, in realtà il risultato di Lamezia Terme è in realtà il simbolo di questa giornata. Il Siracusa sulla carta aveva un turno agevole per difendere il primato conquistato appena la settimana scorsa dopo la vittoria nello scontro diretto con la Cavese, e invece è arrivato questo tonfo inaspettato, segno di come il mercato di dicembre, Ettore, incida fortemente anche in Serie D. Il Lamezia è una squadra che è stata già rinnovata dal mercato, ancora farà qualcosa, e già infatti dopo il Reggio Calabria l'altra big calabrese
calabrese di questo torneo si sta riprendendo. A parte il Siracusa, la situazione del Siracusa, va sottolineato che l'unica vittoria siciliana di quest'oggi in Serie D è quella della Leonfortese e di Gaetano Mirto, che vince in rimonta 2-1 sulla Frattese, con i gol di Calabrese e del solito Roberto Cortese, che regala 3 punti importanti per la Leonfortese. Occasione sprecata, e chiudiamo, per il Due Torri di Venuto, che fa solamente 0-0 in casa con l'Agropoli. Mancano questi 2 punti nella classifica del Due Torri, che poteva rimanere, vincendo oggi, più agganciato al treno delle primissime. Sì, ok, mancheranno questi 2 punti, però adesso mi avvicino anche al nostro Renato. Beh, anche se mancano questi 2 punti, comunque il campionato del Due Torri fin qui è praticamente straordinario, no? Io credo che da lodare. Anche perché la guida tecnica non è un nome nuovo in questo senso, sia per la categoria sia per i suoi trascorsi, ma anche perché Due Torri è sempre stata una piazza, diciamo, tranquilla, sia sotto l'aspetto del pubblico sia sotto l'aspetto della il Due Torri in Lega Pro ci sembra un po' strana questa cosa, no? Che dici, nel Renato? calcio mai dire mai. Mai dire mai, infatti. È la bellezza del calcio che purtroppo in questo periodo, diciamo, non dà grandi sensazioni, grandi novità, perché per chi come noi lo fa da qualche anno, insomma, stiamo un po' perdendo certi valori, però alla fine il risultato del campo è quello che sia, va accettato. È vero. Io domenica scorsa sono andato a vedere Siracusa-Cavese e non avrei scommesso, big match tra l'altro, non avrei scommesso un centesimo sul fatto che oggi il Lamezia potesse battere il Siracusa. C'è peccato e scivolata, come si dice in gergo, su una buccia di banana. Ma io credo che sia poi un calo quasi naturale di tensione, no? Qui anche Marco ci può dare qualche riferimento, un calo leggero di tensione dopo questo importante incontro vinto contro la Cavese, e poi perdi giustamente a Vigor, con la Vigor Lamezia. Probabilmente sì, però una squadra come il Siracusa è una squadra che deve vincere il campionato, non se lo può permettere, soprattutto, voglio dire, considerando anche la classifica, i numeri parlano chiaro. Il Siracusa ha giocato contro la Vigor, che credo che sia probabilmente ancora l'ultimo in classifica. È l'ultimo in classifica, certo, c'è i punti di penalizzazione, ma è sempre l'ultimo in classifica. Perdonami Ettore, io credo che la vittoria della Lamezia oggi, e poi è bello anche vedere anche gli ospiti, i nostri ospiti cosa ne pensano, renda paradossalmente ancora più drammatica la situazione dello Scordia. Infatti, che anche perché insomma un Lamezia che recupera, di fatto condanna lo Scordia, che ha perso anche oggi e che non sembra trovare il bando della matassa per recuperare. Infatti voglio sentire un po' il nostro ospite Doppula, ma a questo punto questo Scordia, se non rinnova la squadra, insomma, siamo messi proprio male. Sicuramente qualcosa dovrà fare. Purtroppo gennaio è un periodo un po' particolare, in questo caso dicembre è un periodo un po' particolare, le squadre si devono dare... Pensi che ce la possa fare lo Scordia a salvarsi? Renato, insomma, lo vedo anche dubbioso. No, diciamo che è in leggera eutanasia per via delle traversie a inizio di stagione. Sì, vabbè, anche mezza squadra che adesso è andata via e che bisogna rifondare come norma squadra, le squadre di calcio che si costruiscono sono come le palazzine, no? Deve fare bene i blindi, fai il primo piano e poi ci metti su la terrazza. Evidentemente qualcosa è stata fatta al contrario. No, qualcosa non è stata fatta bene, anche perché è vero che dicembre dal mercato di riparazione dà possibilità a tutte di rimediare agli errori. Sono i famosi nuovi campionati poi da dicembre a gennaio. La federazione, per fortuna, diciamo tra virgolette, permette la riparazione in 17 giorni. È chiaro che poi devi fare leva sui giocatori che vengono svincolati il 17, ma sui trasferimenti tu sai, io bandisco la parola progetto nel calcio anche sì, no, ma fai bene, perché poi stava super abusata. Si vive la quotidianità. Il problema diventa, allora, la società cosa vuole fare in estate? E da lì si capisce. Si fa diciamo, un obiettivo comune, ma sotto l'aspetto anche economico, perché io so che, dico, per sentito dire, che lo Scordia aveva un budget iniziale molto importante, poi improvvisamente a dicembre lo cambi, per poi forse riprenderlo... Non si capisce. No, diciamo che non fa bene al nostro ma dispiace questa cosa, perché indubbiamente vedere lo Scordia in questo momento in una situazione ma tra l'altro a distanza di un anno, dall'entusiasmo di pochi mesi fa... Non so come andrà a finire questa cosa. Io auguro naturalmente alle siciliane tutto il bene possibile, soprattutto dico, intanto vanno fatti i complimenti alla Leonfortese. Ci mancherebbe, Mirto sta facendo un buon lavoro, quest'anno è stato messo a proprio agio. Sì, tra altre cose leggo e sento che segna un mio giocatore Cortese, che io ho presi a Cosenza quando facevo il direttore alla Leonze, per cui è un ragazzo molto in gamba, che ha
il gol nel sangue. Speriamo bene per tutte le siciliane. Ma speriamo bene. Ok, allora a questo punto, cara, splendida Federica, è arrivato il momento del primo spazio pubblicitario, dato che abbiamo chiuso la parentesi dedicata al CND. Ci lanci la pubblicità e tra poco ritorneremo a parlare soprattutto di eccellenza. Qui abbiamo due degni rappresentanti. A te la parola. Hai detto benissimo, abbiamo un piccolissimo break pubblicitario, rimanete con Penalty. Rieccoci di nuovo in studio, amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta dalla sede di Catania, centro commerciale I Portali di San Giovanni La Punta, per questa nuova puntata che parla come al solito di calcio dilettantistico dal CND sino alla prima categoria e come tutti già ben sanno anche una bellissima parentesi dedicata al calcio a 5. Parliamo adesso invece di eccellenza e lo facciamo subito con la nostra Federica perché ci darà i risultati di questo girone A dove questa San Cataldese continua ancora a vincere, quindi credo che possa essere sicuramente lei la squadra da battere in questo prossimo 2016. Risultati di questa giornata, la 14ª. A te Fede. Atletico Campofranco, Castelbuono 2-2. Gela, Dattilo Noir 4-0. Camarat, San Cataldese 0-2. Mazzara, Cus Palermo 1-0. Mussomeli, Raffadali 2-2. Paceco, Alba Alcamo 1-1. Parmonval, Folgore Selinunte 1-1. Profavara, Libertas 2010 5-1. In classifica, come già anticipato, la San Cataldese con questa vittoria fuori casa continua ad essere la squadra che guida alla grande questo girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo insieme a Federica la classifica. San Cataldese 31 punti, Gela 27, Dattilo Noir e Paceco 26 punti, Mazzara 25, Castelbuono 24, Folgore Selinunte e Parmonval 22 punti, Atletico Campofranco e Alba Alcamo 18 punti, Mussomeli 16, Cus Palermo e Raffadali 14 punti, Camarat 13, Profavara 7, chiude la classifica Libertas 2010 con 6 punti. Allora a questo punto il tabellino della prossima giornata si giocherà anche questa domenica prossima, domenica 20 dicembre, poi si fermeranno i campionati e anche in questa occasione si riprenderà il 6 gennaio. Domenica prossima, 15ª giornata, questi gli incontri: Alba Alcamo Parmonval, Cus Palermo Gela Calcio, Dattilo Noir Atletico Campofranco, Folgore Selinunte Mussomeli, Libertas 2010 Camarat, Castelbuono Profavara, Raffadali Mazzara ed infine San Cataldese Paceco. Allora, prima di commentare subito il girone A del campionato di eccellenza, io volevo collegarmi con la sede di Modica dove abbiamo il nostro Andrea Lovento. Andrea, ci senti? Sì, Ettore, ti sento forte e chiaro e buonasera a tutti. Ti sentiamo basso qui in studio, quindi magari un attimo se la regia mi può alzare un po' leggermente il volume in studio, se no non riesco a sentire le tue parole. Sì, io ti sento forte e chiaro. Ecco, un po' più alta la cassa, no vabbè, lo so che tu mi senti bene. Vabbè, ho visto che sei già con l'ospite, tra poco ottimizziamo anche l'audio. Nel frattempo saluto anche il direttore generale del Santa Croce, Claudio Agnello. Buonasera direttore.
Buonasera a voi. Con lei parleremo tra poco insieme al nostro anche Andrea Lovento. Allora, subito il commento con Carmelo, girone del campionato di eccellenza, poi voglio sentire anche i nostri ospiti, ma credo che a questo punto la San Cataldese sia la lepre che sta andando via. È stata una giornata molto importante questa penultima del girone d'andata nel girone A di eccellenza, oltre che per la vittoria della San Cataldese che espugna il campo di Cammarata, vittoria non facile contro un Camarat che al di là della classifica ha una grande fame di punti e oggi ha lottato fino alla fine, ma soprattutto il risultato del giorno è la roboante vittoria del Gela che supera per 4-0 l'ormai ex capolista Dattilo che crolla ed è già la seconda sconfitta consecutiva. Si avvicina alle prime posizioni anche il Paceco che pareggia 1-1 in casa dell'Alcamo e raggiunge proprio la squadra, la cugina Dattilo a 26 punti al terzo posto, vittoria sofferta ma altrettanto pesante del Mazzara che batte 1-0 il CUS Palermo e approda al quinto posto. Ettore, ma al di là dei 4 punti di vantaggio della San Cataldese, oggi è una giornata importante perché il campionato cambia completamente fisionomia. Il Gela si mette a diretto inseguimento della San Cataldese nonostante i 4 punti e le due squadre di Paceco, il Paceco e il Dattilo, si assestano al terzo posto e al momento però hanno qualcosa in meno rispetto alle due di testa. Io voglio sentire infatti su questo discorso riguardante il Gela il nostro Marco. Allora effettivamente questo Gela pian pianino però sta arrivando sempre più vicino alla vetta. Potrebbe essere una gara a 2, no? San Cataldese-Gela, che dici? Come la vedi questa cosa? Secondo me è un bel campionato come quello del girone B, perché ci sono tante squadre nel giro di 5-6 punti, per cui è un campionato che alla lunga probabilmente vedrà, è vero, San Cataldese e Gela giocarsela, ma per vari motivi, per motivi legati strettamente anche a un discorso di tipo economico, di seguito. Sostanzialmente è questo poi alla fine il discorso, no? Più soldi ci sono, più stabilità economica una delle grandi certezze del calcio, chi ha più soldi probabilmente ha più possibilità di vincere. È un'impressione soprattutto in questo girone A del campionato di eccellenza, mentre invece voi nel girone B siete un po' più... È una situazione un po' più particolare, ma siete in tanti però nella zona altissima, tra poco la leggeremo la classifica, però riguardo a questo girone A, il Dattilo di Formisano era partito fortissimo, momento di appannamento, probabilmente ci può anche stare una quasi neopromossa. Assolutamente, assolutamente. Chiaramente il calcio è fatto di picchi ma anche di discese, succedono. Speriamo bene. Renato, tu invece come vedi questo contrasto San Cataldese-Gela? Alla fine chi potrebbe trionfare? Aspetterei i prossimi 3 giorni perché le squadre avranno finalmente un voto definitivo, perché so che in entrata e in uscita faranno sicuramente dei movimenti, probabilmente più, come diceva Marco, è più visto calcisticamente perché non che ci sia più professionalità, ma ci sono più centri più importanti che vedono per una squadra come riferimento. Questo incide tantissimo. E probabilmente gira più economia, anche se poi le promesse non vengono mantenute. Però ripeto, in questo momento sono diciamo, le forze importanti del girone A, però aspetterei le competenze dell'organico per dare un giudizio. Diciamo con l'anno nuovo si potrebbe inquadrare meglio tutto. Sin dal 17, sin dal 18, diciamo dalla prossima settimana che poi c'è la pausa, le squadre, anche perché poi adesso si riprende un po' la preparazione fisica, diciamo avranno sicuramente una veste diversa e poi da gennaio si potrà dare un giudizio forse più definitivo. Benissimo, vedremo quello che succederà quindi già dalle prossime partite. Adesso parliamo del girone B e qui poi dopo insomma coinvolgeremo i nostri due ospiti, amici nemici, però sostanzialmente due grandi campioni. Allora, girone B del campionato di eccellenza, lo facciamo insieme a Federica, i risultati, la classifica, i commenti con il nostro Carmelo e poi con i nostri ospiti. Acireale Rocca di Caprileone 2-1, Catania San Pio X, Igea Virtus 1-1, Forza Calcio Messina Sicula Leonzio 0-2, Modica Città di Rosolini 1-4, Palazzolo Troina 3-1, Sporting Taormina Giarre 3-2, Milazzo Atletico Catania 3-1. Allora in classifica con questa importante vittoria fuori casa la Sicula Leonzio ritorna in vetta, classifica che comunque vede poi alle spalle della squadra di Sebi Catania tantissime squadre, appunto Rocca di Caprileone, Igea Virtus, questo Palazzolo che guadagna
di settimana in settimana posizione. Guardiamo la classifica al completo perché poi dopo avremo molto da discutere. Federica. Sicula Leonzio, 30 punti. Rocca di Caprileone e Igea Virtus, 29. Palazzolo, Troina e Sporting Taormina, 26 punti. Acireale, 25. Giarre, 20. Sporting Viagrande, Rosolini e Milazzo, 18 punti. Catania San Pio X, 15. Modica Calcio, 10 punti. Forza Calcio Messina, 8. Orlandina, 6. Chiude la classifica l'Atletico Catania con 3 punti. Allora ricordiamo che in classifica la Sicula Leonzio ha 3 punti di penalizzazione e diamo adesso lettura del tabellino della prossima settimana. Si giocherà Atletico Catania Modica, Città di Rosolini Catania San Pio X, Giarre Aciriale, Igea Virtus Forza Calcio Messina, Rocca di Caprileone Sport Club Palazzolo, Sicula Leonzio Orlandina, Sporting Viagrande e Sporting Taormina ed infine si chiuderà con Troina Milazzo. Allora Carmelo, credo che comunque questo girone è sempre più sorprendente perché non si riesce a capire, una settimana c'è una squadra, una settimana ce n'è un'altra in vetta. Questa è la dimostrazione di un certo equilibrio, anche se credo che la Leonzio in questo momento abbia forse probabilmente una marcia in più. E c'è questo Palazzolo che continua a crescere. Più che sorprendente io direi Ettore estremamente equilibrato perché le capoliste si alternano ed è un campionato soprattutto livellato verso l'alto. Ieri la Leonzio ha fatto il suo dovere al Celeste di Messina, per la verità i ragazzi di Sebbi Catania avevano un impegno anche abbastanza agevole, il Forza Calcio con tutto il rispetto è avversario abbordabile. Oggi invece tutti i riflettori erano concentrati sul Tupparello di Acireale. La formazione granata di Ezio Reciti ha superato 2-1 l'ormai ex capolista Rocca di Caprileone con una doppietta di Francesco Millesi, tra parentesi anche stata una settimana particolare anche ad Acireale, è stato mandato via il capitano Truglio. Devo dire le scelte sul centrocampo finora stanno dando ragione anche alla società. Oggi Millesi ha fatto doppietta, è arrivato Fabio Arena, è arrivato Conti, quindi rinnovata interamente la mediana ed è stato andato via Truglio. Completata comunque la parentesi Acireale, dicevi bene tu, anche il Palazzolo fa un balzo importante in avanti perché vince lo scontro diretto casalingo con il Troina per 3-1, che non era facile, mentre invece l'Igea Virtus non va oltre l'1-1 a Mascalucia contro la Catania San Pio X, che si conferma squadra ostica per le grandi dopo aver fermato la Leonzio la settimana scorsa. Oggi toglie 2 punti alla formazione giallorossa di Raffaele. Sono curioso di sentire i nostri ospiti. Allora, iniziamo subito con il nostro Marco Coppa. Allora Marco, una vittoria importante, il Giarre non è una squadretta, era tra l'altro anche in ascesa nelle ultime settimane, qualche ritocco anche nella campagna acquisti, a dimostrazione che Di Martino vuole fare una squadra che si salvi abbondantemente prima della fine del campionato e che magari possa pensare forse leggermente anche ai playoff. Tu come hai visto la partita di oggi? No, conferma di quello che dicevi, il Giarre ha visto un'ottima squadra, assolutamente in salute. Oggi la partita è stata veramente tosta perché tra le altre cose noi siamo passati in svantaggio, poi abbiamo avuto la forza e la bravura di ribaltare questa partita. Sul 3-1 comunque loro hanno continuato a crederci, hanno fatto anche il 3-2, hanno accorciato le distanze, per cui è stata una partita tirata fino alla fine. Hanno continuato a crederci loro e voi a questo punto ci credete ancora in questo campionato comunque che è da vertice? Noi crediamo a quello che è il nostro obiettivo, mi fa un po' rabbia. Vabbè, Marco, dai, non possiamo dire un obiettivo leggero. Differentemente rispetto a qualche altra società, e parlavamo prima anche del profilo economico, noi non siamo una società che può ambire chissà quali. Però siete lì, Marco, non potete pensare No, noi siamo soltanto, spero, a pochi punti dalla salvezza, che è il nostro primo obiettivo. Mi fa un po' rabbia guardare la classifica perché oggi la classifica virtuale e quella sul campo la conosciamo bene, dovrebbe darci 29 punti, invece stiamo ancora lì a 26 e quindi si ridurrebbe ancora di più la distanza per raggiungere il nostro obiettivo. Ma c'è tutto il giro di ritorno che dove spesso e volentieri le cose cambiano. Mister, una curiosità per Mister Coppa. Sì. Voi forse quest'anno, senza nulla togliere agli altri, sotto il profilo dello spettacolo state forse offrendo il calcio migliore, giocate veramente un gran calcio. Cosa qui, Marco, però ho notato un po' una vocazione zemaniana, fate tanti gol ma ne prendete anche troppi. Come lo spieghi? Questo è un complimento, credo. Giusto? Io lo intendo sempre un complimento, però ci piace, oggettivamente al tabellino gol subiti voi la vostra voce è un po' troppo elevata. È vero, che ne dici Marco?
Sì, ed è una grande verità, perché poi il calcio è fatto di numeri, i numeri dicono questo. Noi lavoriamo tantissimo anche sulla fase difensiva, però dall'altra parte ci sono anche attaccanti importanti, ci sono squadre importanti, per cui è vero, stiamo subendo qualche gol in più. Il Presidente è contento? Il Presidente è molto contento. E allora basta, quindi hai risolto i problemi di serenità nell'ambiente. Perché se il Presidente è avevo contento... un'altra curiosità per Mister Coppa, Sì. velocissimamente. L'altra volta, la settimana scorsa, insieme agli altri ragazzi della redazione, spulciavamo il tabellino del mercato di dicembre e ho visto che alla voce acquisti avete ripreso, lo Sporting ha ripreso Charlie Famà, che per chi segue la zona di Taormina è un talento straordinario, un 92 che però si era un po' perso per strada. Quanto conti di rilanciare questo che è uno forse dei talenti più importanti che ci sono in giro? Io credo che dipenda tantissimo da lui. Io farò il mio dovere da allenatore, da mister, nel cercare di spronarlo e di stimolarlo il più possibile, ma credo che davvero dipenda tanto da questo ragazzo, perché ha delle potenzialità Marco davvero parla da impressionanti. politichese, da allenatore, dico bene Renato, se ne è uscito benissimo. Era un buon complimenti, numero 10, l'ho avuto Era un giocatore. numero 10, Era lo il so, classico numero infatti. 10 che ragiona, conta fino a 3 prima di calciare la palla. Attenzione, questa è la migliore immagine che possa dare un allenatore, che deve essere equilibrato, e di Marco insomma se ne parla benissimo. Adesso parliamo invece di queste J Virtus, che insomma è arrivata a Catania, che forse probabilmente, non dico che voleva stravincere, però insomma partiva leggermente avvantaggiata anche di classifica, di umore, ma voi l'avete fermata? Peccato che non abbiamo le immagini, non siamo riusciti ad avere le immagini in tempo, forse insomma ci aspettavamo maggiore professionalità sotto questo punto di vista per avere le immagini, non ci siamo riusciti, ma comunque parliamo lo stesso. Che cosa vuol dire questo? Che fermando una squadra fortissima come è stata quella delle J Virtus può iniziare un nuovo campionato per la San Pio? Allora, non vuol dire assolutamente niente. Non vuol dire, soltanto, vabbè dai, ok. Vuol dire soltanto che spero che sia un inizio. Sì. Un inizio. Siamo andati bene a Ventini, adesso contro l'Igea siamo andati tutto sommato bene. Ma è il nuovo corso dell'allenatore Breve, probabilmente, che vi ha aiutato a cambiare marcia? Allora, sicuramente... Adesso c'è un po' il politichese da calciatore, dai, sentiamo un po'. Faccio come il mister No, Coppa. sto scherzando, ci mancherebbe. Tuccio Giustolisi è un grande amico, Sì, certo. però spesso e volentieri può anche capitare che le stagioni vanno male, Certo. quindi alla fine poi, lo sappiamo tutti, paga l'allenatore per tutti. Il pallone è tondo. può Certo, succedere ci di mancherebbe, tutto. ci mancherebbe. Sicuramente Quindi, il mister Breve è preparato in tante cose, e ci sta dando una grossa mano. sogno playoff? Un sogno. Un sogno. Speriamo di andarlo Omar, però a adesso raccogliere. voi vivete una situazione un po' particolare, perché la cura breve sta dando i suoi frutti, insomma, i risultati degli ultimi 15 giorni, però oggettivamente la classifica è ancora un po' critica. Voi in questo momento la guardate la classifica, non la guardate, vi preoccupa, non vi preoccupa, perché è chiaro il trend è di risalita, ma ad oggi, insomma, ad oggi rimane ancora, bisogna guardarsi dietro ancora. Certo, assolutamente. La classifica non la guardiamo ma la conosciamo. E quindi purtroppo dobbiamo fare anche i conti con la classifica, e quindi I nuovi acquisti andare si avanti. sono ambientati subito? Sì, alla grande, sono dei bravissimi ragazzi. Tu sia sei il Fabio- capitano, quindi insomma Sì. guidi uno spogliatoio, quindi È semplicissimo. si sono arrivati- integrati perché sono stati anche mentalmente disponibili ad accettare già un gruppo che Assolutamente, comunque era già assolutamente. formato da qualche, Sì, sì, da qualche tempo. siamo un gruppo unito e non abbiamo crepe all'interno dello Benissimo. spogliatoio. Su questo girone B di Io se mi permetti... Io volevo chiederti sulla Ciriale però. Vabbè, non te lo No, posso no, chiedere. no, se mi permette Sì. una bacchettata catanese. A chi? All'amministrazione comunale nostrana. Vabbè, sentiamo No, un po' no, bacchettata. perché allora facevo una riflessione Sì. mentre che parlava Docula. La San Pio Catanese gioca a Mascalucia, Sì. l'Atletico Catania Catanese gioca a Mister Bianco e la città Confusione. di Catania gioca a San Pietro Non ci Clarenza. sono Ma campi. gli impianti sportivi di Catania che fine hanno Non fatto? ci sono campi, lo possiamo soltanto Per fortuna, affermare per fortuna e che siamo la ricordare. città metropolitana. Però non abbiamo un campo, dicasi, uno buono, no, Diciamo perché che sono diventati- facciamo i politichesi, Renato, diciamo che nell'era della città metropolitana il fatto che giochino a Mascalucia, Mister Bianco, Beh, diciamo sì, che si può potrebbe fare. allargare, Allargare, però Catania- Ovviamente la mia era una battuta, Sì. il mister Io pone a- una questione a proposito, serissima. Però è anche vero che almeno un campo buono ci dovrebbe essere, no? No, anche perché sono le seconde squadre della città. È Dico, vero, anche se è la città vero. fa la Lega Pro, con tutto il rispetto È dico, vero, è vero. per i trascorsi. A Allora, Cireale, a Ciriale, dai, veloce che allora, devo dire. io ti dico che li ho visti giocare, hanno adesso cambiato in corso, Sì. ultimamente hanno aggiunto altri
ragazzi, secondo me il campionato va diviso su due strade parallele, la forza della società economica e la forza tecnica, perché ci sono parecchie squadre attrezzate, le due messinesi e 3-4 catanesi, per cui insomma a lunga corsa... Però il Rocca ti piace? Il Rocca piace allora, il Rocca a tutti, ha a prescindere una guida tecnica che sa il fatto suo. Sappiamo... Adesso bisogna capire la forza della società e cosa vuole fare in questi 3 giorni, ma io ti dico che Leonzio, Acireale, San Pio, non Palazzolo, che nessuno parla, Palazzolo nessuno parla del Palazzolo. Nessuno parla, allora da quando ha cambiato la guida tecnica Pippostrano ha dato un entusiasmo diverso, e poi dico gli ultimi 2 acquisti non sono ragazzi da sottovalutare. Ripeto, ben vengano questi giocatori importanti in società importanti perché danno lustro alle società. Dobbiamo sperare che la società sia stabile, no? Ma sai, a giro di boa, allora, il vero campionato inizia a gennaio, perché dopo la pausa natalizia chi ha lavorato bene anche sotto l'aspetto atletico, sì, che non è da sottovalutare. Il problema diventa adesso, ci sono gli scontri diretti, c'è la forza della società, ma c'è soprattutto l'aspetto del pubblico che è imprescindibile. La Leonzio, io ci ho fatto il direttore tanti anni fa, ha una forza, diciamo, la San Pio purtroppo gioca aspettando gli amici, no? O gli amici degli amici. Che vuol dire aspettando gli amici? Spiegaci. No, dico, non ha un pubblico proprio in questo senso, sì. No, dico, diciamo, se vengono i risultati, il fatto che gioca il sabato induce tanti addetti ai lavori a vedere la partita, ma in effetti diciamo, anche se la San Pio nasce in un quartiere popoloso Nesima, ti ripeto, non ha un entourage di pubblico. Però mi piace come società, e questo ma sotto questo aspetto, diciamo, papà, allora, il papà ha fatto delle belle cose. L'ho fatto io perché ha fatto anche il tecnico. Voglio dire, sta facendo un bel percorso. No, ma ti ripeto, dico, dispiace veramente che sono squadre che non possono né allenarsi né giocare nella propria città, è vero. proprio perché l'amministrazione è sorda in questo senso. Va bene, ok, allora a questo punto congediamo il nostro Carmelo che lascia la sua bella postazione, vedo che ti sei super organizzato, sei contento? Sono molto contento, mi dispiace quasi lasciare, però sono contento del debutto. Ritornerà la settimana prossima. Ma certamente, certo che sì. Benissimo, grazie a Carmelo, grazie a voi. Carmelo Puglisi. A questo punto allora io do la parola alla nostra splendida Federica perché ci lancia questo secondo cluster pubblicitario. Nel frattempo speriamo che il collegamento con Modica sia stato ripristinato alla meglio, soprattutto l'audio di ritorno qui nei nostri studi. Parola a Federica e ci vediamo dopo la pubblicità. Sì, Ettore, abbiamo un altro brevissimo stacco pubblicitario, mi raccomando non cambiate canale, rimanete con Penalty. Insieme amici di Penalty, siamo in diretta dal centro commerciale I Portali, lo saremo per tutta questa parte seconda della nostra stagione 2015-2016, se volete venirci a trovare siamo ben contenti. Voglio ricordare che siamo in diretta alle 19, poi la replica come tutti ben sanno dopo la mezzanotte e siamo anche in diretta sul canale 823 di Sky. Mi sposto, perché mi sposto? Perché devo andare a salutare il nostro Antonio Lapitarda. Buongiorno Antonio, anzi buonasera. Buonasera Antonio. Ettore, buonasera agli amici da casa, buonasera ai tuoi ospiti. Saluta tutti. Senti, bellissimo, complimenti a Salvocampo che ha fatto veramente un bel lavoro, un ottimo lavoro, e complimenti anche a te. Ha lavorato soprattutto su di voi che finalmente insomma, vi ha dato una bella sistemazione logistica senza parole. Salutiamo chiaramente la redazione di Globus. Sì, li salutiamo, Globus Magazine / Radio, per seguirci con noi anche per ascoltare la voce del Catania insieme a un tuo ospite che è Mister Renato Marletta. Va bene, il lunedì se non sbaglio. Il lunedì. E ricordiamo che è una radio streaming, una radio non ascoltabile radio web. FM. Okay. Esatto. No, perché sennò poi dopo la gente si confonde, vi cerca e non vi trova. Allora, parliamo adesso del campionato di promozione, però sottolineiamo che il girone A, essendo squadre
inferiori rispetto agli altri è già in pausa. È già in pausa. Riprenderà il 6 gennaio. Perfetto, allora se la regia ci può mandare magari possibilmente il prossimo turno, quello che si svolgerà il 6 gennaio, possiamo capire su per giù che comunque il Riviera Marmi in testa con 31 punti partirà in pole position per quanto riguarda la stagione. Sì, esatto, Riviera Marmi è una squadra veramente, come abbiamo parlato la settimana scorsa, una squadra fortissima. Certo, c'è aspetta, facciamoci mandare la classifica se ce l'ha. Okay. Va bene, comunque c'è anche una nuova Sancis neopromossa che è una squadra che veramente sta facendo veramente molto bene, da non sottovalutare. Certo, nell'ultimo appuntamento ha avuto un inciampo, un pochettino ha subito magari l'onta dell'entusiasmo, però si è ripresa, sicuramente è una squadra che lotterà contro il Riviera Marmi fino alla fine. Peccato che si sia interrotto questo campionato perché è veramente molto bello. Allora io voglio vedere un attimo se possiamo ripristinare il collegamento con Modica, dove abbiamo Andrea Lovento, il direttore del Santa Croce, Claudio Agnello. Modica, mi sente? Sì, Ettore, ti sentiamo forte e chiaro. Ok, adesso ti sento anche un po' meglio rispetto a prima. Intanto di nuovo un saluto al direttore generale del Santa Croce. Per quanto riguarda invece il campionato di promozione, devo dire che Santa Croce quest'anno aveva iniziato un certo percorso, però poi dopo alla fine pian pianino, devo dire direttore, dopo qualche momento di sbandamento le cose sono andate un po' meglio. Come va adesso la stagione prossima, perché sappiamo tutti che a gennaio ricomincia un nuovo campionato? Sì, adesso nel mercato di riparazione abbiamo fatto dei movimenti, ma indipendentemente da quello la squadra si sta ritrovando. Abbiamo passato un periodaccio, un periodo un po' negativo, abbiamo avuto degli sbandamenti, adesso l'allenatore ha rimesso la squadra in carreggiata, adesso c'è lo spirito giusto, già... Sognate ancora i playoff? Prego? Sognate ancora i playoff? Sì, più che sogniamo ci puntiamo. Ci puntate, bene. Ok, tra poco ritorneremo a parlare con il nostro inviato Andrea Lovento. Dato che abbiamo già discusso in linea massima del girone A, parliamo adesso invece del girone B del campionato di eccellenza. Lo facciamo naturalmente con i risultati insieme alla nostra Federica. 14ª giornata e poi li commentiamo naturalmente anche con i nostri ospiti, ma soprattutto con Antonio Rapisarda. A te Federica. Acqua Dolcese, l'iniziativa 1-1. Barcellona Pozzo di Gotto, Camaro 5-2. Città di Messina, Pistunina 0-0. Città di Mistretta, Città di Sant'Agata di Militello 0-2. Città di San Filippo del Mela, Sant'Angiolese 1-1. Messana, Merì 2-2. Torre Grotta, Sinagra 2-0. Riposa la Ionica. Allora in classifica il Città di Sant'Agata di Militello con questa ennesima vittoria fuori casa, insomma si conferma ancora una volta leader. Allora, è vero, allora se intanto dalla regia possono mandare la classifica, vediamo com'è la classifica, perché del campionato di promozione. Era esattamente Sant'Agata di Militello sta facendo veramente un grandissimo campionato e a più 9, ora vince a Mistretta, il Mistretta che non è una squadra da sottovalutare, rimane invariato il vantaggio di più 9 perché il Torre Grotta ritorna a macinare gioco, ritorna a vincere contro il Sinagra. Fortunatamente, perché sennò il campionato sarebbe finito come il girone D, diciamo. È vero. Pareggiano invece Città di Messina, si fa vedere, pareggia anche l'Acqua Dolcese e perdono purtroppo terreno contro la prima, ma sono saldamente in zona playoff. Buona prova del Barcellona Pozzo di Gotto. Oggi c'era veramente una partita di cartello che era Barcellona Pozzo di Gotto Camaro, erano due squadre che erano in ottimo stato di forma. Sì, e poi una posizione di classifica che vincendo una delle due balzava in zona playoff, quindi complimenti a Barcellona che ha fatto veramente una partita spettacolare. E Ettore, abbiamo il servizio. Abbiamo il servizio, allora a questo punto, bene, hai fatto tu il servizio. Guardiamoci il servizio della partita dove appunto la squadra del Camaro ha perso a Barcellona a Pozzo di Gotto per 5-2. Fitta per i neroverdi del Camaro che a Barcellona Pozzo di Gotto perdono per 5-2 contro i padroni di casa. Allo stadio dal Contres va in scena la partita fra le squadre più in forma del campionato di promozione Girone B. Il tecnico Romeo schiera il consueto 4-3-3, mentre la compagine in maglia giallo-blu si schiera con un 4-4-2 duttile.
Sono i padroni di casa a imporre il proprio gioco e infatti al 22esimo arriva il vantaggio con Beninati che su corner dalla destra colpisce di testa il pallone che supera le fauci. Camaro accusa il colpo, infatti 3 minuti dopo Piccolo raddoppia con un sinistro di alta fattura che dal limite impietrisce l'estremo difensore neroverde. Nella ripresa il Camaro sembra intenzionato a cambiare le sorti della partita, ma il verso della gara non cambia, perché al 9° minuto è sempre il Barcellona a segnare il terzo gol che ipoteca la partita, grazie ad un contropiede letale concretizzato da Alizzi. Il tecnico Romeo prova a cambiare la partita, inserendo la Rocca per Bonamonte. E il risultato è immediato. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Scarantino solo sul secondo palo accorcia le distanze e porta il punteggio sul 3-1. Tuttavia al 29esimo i padroni di casa segnano la quarta rete con Alizzi, autore di una doppietta. Il Camaro prova ad uscire all'orgoglio e nei minuti finali la Rocca segna il secondo gol per i neroverdi. In pieno recupero arriva il quinto gol del Barcellona con Piccolo, che sfrutta un altro disimpegno ospite, il migliore fra i suoi. A Barcellona finisce 5-2, ottima prova per i padroni di casa, invece per gli ospiti c'è da riflettere per una prestazione al di sotto delle proprie possibilità. Allora, vittoria importante del Barcellona Pozzo di Gotto, a questo punto potrebbe essere lei la nuova sorpresa per la stagione 2015-2016? Sì, no, sono d'accordissimo con te, Ettore, perché è veramente una squadra che gioca bene, ogni partita che gioca, scusando il gioco di parole, fa veramente molto bene, inizia a giocare bene, iniziano magari i meccanismi ad andare bene e la squadra sta facendo la differenza. Oggi si è visto magari che le due squadre che camminavano pari passo adesso si sono un pochettino distaccate, disunite e ora il Barcellona punta nettamente ai playoff, invece il Camaro punterà sicuramente a salvarsi. Allora Renato, così facciamo un giro anche con i nostri ospiti. Questo Barcellona potrebbe tentare magari un aggancio nei playoff, però questo città di Sant'Agata di Militello sembrerebbe avere una marcia in più. La zona messinese noi catanesi non è che la seguiamo tantissimo, però c'è qualità anche lì. Sì, no, io facendo il direttore in qualche squadra importante, li ho seguiti, sono squadre diciamo dal blasone, il Camaro soprattutto. No, perché poi hanno un seguito proprio ma soprattutto nel messinese c'è una nuova diciamo, dimensione calcistica, perché due squadre sono approdate in Serie D. Hanno tanti campi in sintetico. Hanno i primi campi in sintetico. Dico, vedevo anche l'impianto di Barcellona che nonostante tutto poteva essere inerbato in maniera decente. Dal Contresse dove gioca anche l'Egea Virtus, tra l'altro. Ripeto, sono campionati avvincenti, ma una cosa da non sottovalutare a proposito di scadenza del mercato è il fatto che vedo e noto che tante squadre pensano agli adulti, poco ai giovani, che sono la parte più importante e di qualità, perché avere 3 under importanti in un contesto di 11 giocatori fa tanto, per cui insomma chi semina bene, chi è destinato a raccogliere bene, anche perché bisogna averle di qualità e distribuite nei vari ruoli. Il GE Virtus sotto questo punto di vista, perché Renato mi ha dato il gancio, come è combinato con i giovani under? Perché è andato via Copie se non sbaglio, no? Da noi, da voi? Sì, da noi. Che era un under importante. Assolutamente importante, infatti abbiamo avuto come avversario Allentino. Sì. Devo dire che under parlando siamo molto fortunati, in quanto Pierpaolo, adesso è arrivato anche Mattia. Insomma, l'occhio di riguardo c'è sempre. Assolutamente, sicuramente Papa ci dà anche una mano per il fatto di Juniores. È già sono una buona fondamentali, cosa. dico che sono fondamentali. Invece voi lì a Taormina, Marco, un po' soffrite oppure siete un po' risicati con gli under? Perché poi insomma bisogna essere fortunati nel beccare quei 2-3 che magari presi dall'entusiasmo fanno una stagione stratosferica. Noi soffriamo da un punto di vista numerico, nel senso che veramente ce li abbiamo contati, quelli che sono soprattutto i 98. E io poi riferimento a questo argomento, è un argomento così da trattare, ci vorrebbe una puntata intera, perché non dico di noi giovani, però dico probabilmente il 98 quest'anno andava bene in promozione e non in eccellenza, probabilmente il 90... Si rischia di bruciare qualcheduno, no? Che dici? Non lo so, però rivedere questa cosa, vanno bene i 3 junioristi in campo, però rivedere l'anno, probabilmente il 98 andava bene in promozione e non in eccellenza perché non è pronto, il 97 era pronto. Posso dire un attimo la mia? Sì, veloce che devo andare in pubblicità. Io invece rivedrei tutto, nel senso? Nel senso non puoi obbligare le società a far giocare i giovani,
lascerei libero mercato per tutti, premiando le società che a fine stagione fanno giocare più juniors. Ho capito. Per quanto riguarda i giovani, Santa Croce, noi abbiamo avuto ospite il mister Lavaccana, Santa Croce sotto questo punto di vista con gli under come è messo? Pensa di poter migliorare il gruppo oppure insomma vanno bene quelli che ci sono dall'inizio di stagione? Direttore? No, io penso che attualmente va benissimo. Qualche giorno fa abbiamo ceduto un paio di elementi per svariati motivi, però contiamo al massimo di rimpolpare il pacchetto under con un elemento o altrimenti nemmeno quello. Attualmente per quanto riguarda gli under penso che siamo a posto così. Perfetto, grazie direttore. Volevi dire una cosa importante da quello che... Concludiamo parlando del girone B con il big match prima contro seconda, che è la città di Sant'Agata di Militello che ospiterà in casa il Torre Grotta. Prima contro seconda sono 9 punti di differenza, però io credo che sarà una partita dove se la giocheranno sicuramente, certo. Molto difficile. Parola alla nostra Federica perché ci lancia la pubblicità, ci fermiamo qui perché tra poco parleremo degli altri 2 gironi del campionato di promozione. Sì, Ettore, hai detto bene, abbiamo un altro break pubblicitario, mi raccomando rimanete con Penalty.